Ma lo senti l'applauso? No, veramente no, ragazzi. C'è la via qui adiacente e la via che gira, la Sicilia, l'antenna Sicilia tutta piena di macchine, bloccata perché vogliono venire da noi. Ma che dici? Ma quando mai? Io ti guardo e lo sento, tu non sei intelligente. Insomma. Tu sei diversamente intelligente. Tu non sei diversamente cretino, tu sei proprio cretino invece. Proprio originale. Ma te la potevi evitare questa. Vabbè. No, perché tu stuzzichi, pizzichi, intelligente, non intelligente, poi te le cerchi. Se faccio così cosa sono? Cosa sei? Stuzzicadente. Sei scemo. Cretino proprio. Sei sempre Vabbè, scemo. Cretino. Allora, Vabbè. senti, ingredienti. La patria della cotoletta qual è? È Milano, questa la so. Milano, la cotoletta, la milanese. La cotoletta è milanese. E noi che abbiamo il mare, abbiamo qualcosa di simile, che è il pesce spada. E ci facciamo una cotoletta di pesce spada alla milanese. Ah, la facciamo, la sicilianizziamo. Ma la mettiamo al forno. Quindi facciamo un'altra cosa completamente. Un'altra cosa completamente. Pesce spada, no? Aspetta. Cosa? Il pesce spada che non c'è, aspetta. Ti avevo detto prendi il pesce spada. Guarda, non ti preoccupare. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Scusami, posso un attimo, ragazzi, scusate. Allora, 1, 2 e 3. Vai a vedere chi è, dai. Perché non sei autorevole. E quindi di conseguenza succede questo. Guarda cos'è. Vuoi vedere? Che cos'è? Il pesce spada! È il pesce spada, vedi? Ma questo non è merito tuo. E lo tiri fuori il pesce spada, vedi? Tu telefoni e ti portano il pesce. Ma che telefoni? Vedi come sei antico, telefoni, quello con il telefono con i numeri. Lo ordini dal sito direttamente su WhatsApp con un messaggio. E arriva subito? Certo, arriva subito. Non c'è neanche la perdita di tempo della telefonata. Allora, 2 belle fettazze di pesce spada. Come procediamo? Te lo dico io come procediamo. Questo è il nostro pesce. Allora, prima di tutto dobbiamo fare una pastella particolare. Va bene. Allora, come si fa? Perché siccome abbiamo deciso di non friggerlo. Non lo vogliamo dobbiamo friggere. vedere se una cotoletta si può fare. Non fritta. Non fritta, vediamo. E di pesce poi, Usando gli stessi ingredienti. Usando gli stessi ingredienti della cotoletta alla milanese, giusto? Usiamo l'uovo. Apriamo. Nel frattempo la signoria vostra, se me lo batte, mi fa cosa gravità. Sto vincendo io, Forse ti faccio dare un sacco di piatti, vai. No, dico lo sto battendo. Bravo. Che c'è? Sta battendo. Era una battuta. Sto vincendo io, ti ho detto. Vabbè, allora. Questo lo mettiamo qua. Vedi, non è pronto. Ancora non è pronto. Tu se ti sposti Vedi, non è pronto. C'è gente che mi dice, ma come ci combatte? Lo so io come ci combatte. Lo so io. Adesso devi fare una cosa che non si fa. Cioè nessuno lo farebbe, ma siccome lo dobbiamo passare in forno, cosa facciamo? Gli mettiamo un po' d'olio in questa. No, addirittura si può fare? Sì, continua a battere. Questo lo sai che cosa succede? Succede come se tu formassi una piccola maionese liquida che fa sì che abbia più grip nel pesce. Ma guarda com'è schiumoso quest'uovo che sto battendo, sono troppo brava, guarda, non mi dici niente, guarda. Anche senza guardare, guarda. Guarda, tutto fuori. Guarda, lo senti a me, guarda. Farina. Così, appoggiata con la mano, guarda. Ci prepariamo. Guarda che eleganza. Sì, elegantissimo. Con nonchalance, guarda, vedi, così si batte l'uovo. In maniera indifferente. Senza dare confidenza a cose, giusto? E ci siamo preparati le basi per le panature. Ci siamo? Allora, ho finito, è perfetto, ragazzi. No, ancora? Mettiamo un po' di sale qua. Mi piace questa musica di sottofondo. Così. Così. Vedi, guarda, con la mano nel fianco. Ecco, con la mano nel fianco. Questo lo asciughiamo. Ok. Allora,
Quindi uovo sbattuto con un goccio di olio, poi abbiamo messo pangrattato e poi abbiamo messo farina Vedi che 00 quella? vedi che l'uovo sembra più denso. Ma già è abbastanza Perché- battuto, no, perché basta. Non fare la finta che ci vuole sempre il tuo intervento, non è così. È un'ora che ci lavoro. L'invidia la mangia via. Allora, quindi pesce spada, uovo, pangrattato e farina. Che facciamo? Togliamo innanzitutto la pelle. Il coso nero? E la pelle è il coso nero. La pelle, sì. Così. Togliamo questo e lo mettiamo qui. Togliamo l'ossicino. Sì. Andiamo a operare in questo modo. Così e così. Togliamo questo. Facciamo anche questo, perché tanto ne facciamo una. No, ma guarda, ma una che devi fare? Che devi Qua fare? manca il tempo di assaggiarla una. Certo, ne facciamo due allora, giusto? Giusto. Togliamo questo, togliamo l'ossicino e procediamo. Togliamo All'impanatura. questo, e procediamo all'impantanimento. Il sale me lo porgi per favore? Ma certo. Grazie. Dove lo metti? Ah, lo metti su direttamente così? Sì, lo saliamo un pochino così, anche se abbiamo visto che abbiamo salato un poco il pangrattato e un poco. Brava, grazie. È veramente d'aiuto questa. se non ci Allora, fosse, adesso che veramente. fai? 1, 2, Sì, 3. però mi devi avvicinare Giusto? l'uovo. Prima la farina, vedi? Lo infariniamo per bene. Mi prendi quel piatto oblungo grande. Ha capito oblungo, non me lo aspettavo. Tieni di là. Andiamo a bagnare nell'uovo. La particolarità è che questa fettina noi la andremo a mettere in forno. Ah, ma si può fare anche così con Vediamo, l'uovo in forno? Vediamo. Io dico che, sai, voglio una cotoletta ma non la voglio fritta perché però non posso mangiare roba fritta e io te la do così. E la puoi fare anche così, quindi con l'uovo? Vedi? Paniamo così, ci riprendiamo questo bello uovo, che questo è un uovo che ci Ha ha un suo- provato, ma è stato battuto da Desiree. Lui ci ha provato, ma non poteva vincere. Ha un suo trascorso. Poteva vincere con Desiree, non avrebbe mai potuto vincere. Ecco qua. Bene, quindi panatura alla milanese, però la andiamo a mettere in forno, giusto? Esattamente. Ora io le chiedo una gentilmente. Dai, dimmi. La gentilmente che le chiedo è di spruzzare un po' di olio sopra. Davvero così? Faccio io? E a questo punto sai che facciamo? Lo mettiamo in forno. Lo mettiamo in forno. L'ha indovinato anche questo, signori. Desiree non ha più limiti. Lo mettiamo in forno. Non ha più limiti, guarda. Poi, 15-20 minuti a 200 gradi. Giusto? sì, però mi sento in colpa. Perché ti senti in colpa? Che è successo? Non ho salutato la tua camera. No, ma non c'è bisogno, Non ho ragazzi, salutato dai. la mia camera. Ma no, ma non ho salutato la camera smettila. dell'artrosi, ma scusami. Non c'è regista, mi dispiace. Scusami, Non tieni possiamo questo, dare tieni quel senso questo. di professionalità, mi dispiace. Amica! Non ci riusciamo, vedi? Vedi quanto sei scemo. Allora, Anche quel piatto. quale piatto quello vuoi? Questo togliamo tutto. E quello l'abbiamo messo in forno. Bene, quindi, allora, Quindi. prima ricetta, pesce spada alla milanese. Pesce spada alla milanese con un contorno di purè che abbiamo preparato. È inutile dire come si fa un purè, lo sappiamo Lo tutti. sapete, Poi andate lì, c'è quello lo scaffale, tradizionale, e via. c'è di tutti i tipi. Ora abbiamo, sto leggendo perché la pronuncia è difficile, abbiamo un piatto giapponese. Come si chiama? Si chiama tonkatsu su No, katsudon. dai, ma che Ti sono giuro, queste ti parole in giuro. TV? Siamo in Ti fascia giuro. protetta, No, ma no. i giapponesi hanno anche il katsubushi. No, ragazzi, mi levo il grembiule, basta. non te lo- Me ne vado, ragazzi, Si basta. chiama veramente così. No, non si Te lo dice, giuro. ragazzi. Siamo in fascia protetta, Allora, dai. tonkatsu Ma di su nuovo, ma che tu, katsudon. dai, È una non si cotoletta di dice, maiale ragazzi, che basta. andrebbe cucinata con una salsa giapponese. Però io No, mi sono chiamiamola in un altro detto, modo. si chiama così. Chiamiamo, dai, Si adesso. chiama tonkatsu su katsudon, si chiama veramente No, così. Tom Bip io la chiamerei. Allora, tom bip su katsu bip. Tom Bip su Bip. No, vabbè, Cazzo, ragazzi. Ma si chiama
Ma sei uno scemo. Ma dove la sei andata a pescare? Allora, signori spettatori, cercatela su Google e vedete che si chiama così. Ancora, Toncazzo sul cazzo basta, e d'onno. basta, va Dai, bene. Mettetelo scritto in Queste sovraimpressione. cotolette useremo del burro chiarificato che abbiamo chiarificato prima, va bene? È tutto chiaro. Mettiamolo lì. Burro chiarificato, lo sapete Dai, tutti come si fa, che no? serve il burro chiarificato? Il burro chiarificato serve Di. per il fumo di cottura, Il fumo di cottura. giusto? Mi dice fumo di più o cottura. meno Flavio. Non ti capire. L'ho capito, mi sono ricordata, è il punto di fumo, è tutta una questione di punto di Esatto. fumo. Allora, questa cotoletta giapponese che si chiama il tonkatsu su Non si chiama questa cotoletta giapponese. è fatta dalla lonza di maiale. E certo, bene? con questo E nome per forza. Andremo a fare una pastella molto particolare. Vabbè, non l'ha capita nessuno. No, si è capita. Allora, guarda questa pastella che andiamo a fare, guarda. Un uovo. Cioè, scioccante, ragazzi, scioccante. questo, Io tieni dopo questo. questa mi licenzio, Tieni ve lo questo, dico. tieni questo. Guarda, il latte. Devo montare? Aspetta. Devo aspetta, battere? Aspetta. Il latte. Il latte. Mi dai un cucchiaino? Cioè, poi dove le va a pescare queste Questa è una ricette? Ora, una ricetta cucchiaino giapponese è qui più ad Antenna piccolo. Sicilia, una Il ricetta cucchiaino giapponese. di solito è più piccolo. Ma- Però per te quello è un cucchiaino, va bene. Tieni. Grazie, Gioia. Allora, questa è una mistura di... Sonsibushi. Che ridi? Cazzo su tonkatsu. Ma no! Mi giuro che così andatela a guardare. Konsubushi, non lo so, di qualcosa, suggerite. Allora, questo è Scrivete zenzero. nei commenti su Sicilia Play come si potrebbe chiamare questa Questo è ricetta, che adesso a zenzero. me non mi sta venendo. Allora, Zenzero, cumino, sì? zenzero, cumino e coriandolo, va bene? E coriandolo, che Sì, siamo a per carnevale, carnevale? esatto, mi dai una forchetta? Vabbè. Poi diamo una prima mescolata così per fare spaccare l'uovo e mentre battiamo, me lo dici in giapponese consigli per i consigli? Non lo so dire in Dai, giapponese, dico. non lo so dire. Katsuboshi con... No, quella è la ricetta. Dai, dillo in giapponese, consigli per i consigli. E adesso i consigli per i consigli. A tra poco. Wow. Ok, qui abbiamo messo zenzero, curcuma e cumino. Esatto. Va bene. E abbiamo uovo. messo latte, uovo e ora aggiungiamo anche la farina. Eccola. Me la presti? Mi dai un cucchiaio? Certo. Così, guarda me. Mettiamo la farina. Ora questa pastella, Sì? sinceramente, deve riposare. È cinese questa Sì, pastella? giapponese. Giapponese. Esatto. Riposando i grumi si sciolgono, mano a mano si va battendo e si sciolgono i grumi che la farina stessa fa, perché quando si fanno i grumi dovete solo avere pazienza, aspettate, Non ha lasciate riposato riposare bene. e riprendete. Va bene, però io già ce l'ho pronta, la facciamo Bravo. già vedere. Ha già bella. riposato, bella rilassata. Così, guarda. Bellissima, ragazzi. Guarda quando è. Bellissima. E ora andiamo a preparare i nostri cotoletti. Le cotolette giapponese. Vabbè. Katsudon su tonkatsu. È così. Però il tonkatsu non l'abbiamo preparata la salsa, sai per quale motivo? Ah, perché? Perché questo è riso basmati Sì. cotto a vapore. Sì. Capito? Per cuocere il riso a vapore c'è un segreto, andate al porto. Se c'è qualche Al vapore porto. antico che passa, ce lo facete cucinare là. Allora, qui ci andrebbe quella salsa giapponese che Ah, ti dicevo. questa? La No, tsubushi? questa è per panare. Ah. E invece io ho deciso, ma se abbiamo in Sicilia dei prodotti meravigliosi, Giusto. perché non abbinare una ricetta giapponese con un prodotto siciliano? Sono d'accordo. Per cui aggiungiamo questi pomodorini che sono l'odore e il sapore della nostra È Sicilia, meglio di Subushi. Sicuramente, ragazzi. che andremo, sai a fare che? A tritare e li uniamo al riso. Anziché unire la salsa giapponese, uniamo questi. E ti faccio vedere, guarda. Faremo una grande cosa. Prendiamo questo tagliere, scusate. Mi dai la pinza, Certo. Mi dai la pinza. Me li metti i pomodorini qua, Tieni la pinza. Che devo fare? Metti i pomodorini qua. Ancora? Sì, ancora.
Questa cosa con la pinza sembra giapponese, eh? Esatto. O no? Fossero le bacchettelle, dai. Sì. Adesso vado a fare che cosa? A tritare questi È tipo pomodorini. sushi. Ma non voglio Basta? fare... No, ancora me ne devi dare. Però non voglio fare tipo il cosiddetto capoleato nicolino, lo voglio a pezzetti, perché sentire masticare questi pomodorini è qualcosa di meraviglioso. La faccia di giapponesi, giusto? Loro hanno le loro salse e noi ci mettiamo le nostre. E così. Mi dai anche questo. E questi sono pomodorini semisecchi. Semisecchi, molto buoni. Che tu al morso senti, però senti questa freschezza. Ancora, io devo lavorare ancora. Scusa, hai detto al morso senti. Al morso senti significa assaggialo. Che vuoi? Allora, Ancora? Ancora, no, lo sapete perché non me li vuole dare? Perché poi se li deve portare. E invece no, devono andare nella ricetta. Ce la metti un po' di carta stagnola qua? Perché? Per portarteli? Me li porto col pane questi. Me li dai un altro poco, per favore? Vabbè. Adesso facciamo una cosa, guarda. Ora tu versare, Sì? non so come. Prendi Con un cucchiaio, immagino. Prendi quel liquido e me lo metti dentro il riso. No, questo è il panco. Stavo sbagliando, il riso. Che è il Vai. panco? Da dove è uscito sto Ora te lo panco? dico. Vabbè. Vai. Va così. Vai. Ce la Il farà? panco. Boh. Così? Vai. Questo riso si deve insaporire solo del profumo e dei sapori dei pomodorini. Allora glielo semisecchi. metto tutto? Sì, Guarda, sì, aspetta, sì. fammi mescolare. No, metti. No, glielo tutto, metto? Tutto. Brava, bella decisione. Perfetto così. Aggiungiamo questi. Così. E andiamo a mescolare. Così. Cioè, qui ci andava la salsa giapponese. Ma ti secchi che noi ci abbiamo messo No. questo? Secondo me è più buono. Vuoi vedere che indovino? Solo Cosa? un indovino, ora l'assaggia. Cazzo, come indovino io. Cioè, È pazzesco. è quel giapponese siciliano Buono, dai. particolare. Ha preso pure i colori nostri, guarda. Sembra vivo questo esatto. basmati. Così. Ottimo. Se mi fai un Quindi, favore, li metti questi di nuovo lì. questi? Sì, mettili lì. Allora, quindi Abbiamo fatto riso basmati cotto a vapore. Lo abbiamo insaporito con cosa? Con l'olio l'olio dei di questi pomodori semi-dry, pomodori semisecchi e poi l'abbiamo proprio tagliuzzati e tagliuzzati li e abbiamo messi inseriti all'interno, Ma è no? qualcosa, c'è un profumo che voi non avete sì. idea, solo questo fa profumo. Questo lo possiamo e andiamo a concludere il piatto. Dai. Guarda. Nel frattempo diamo un'occhiata al nostro pesce, ci siamo quasi. Il panco sai che cos'è? No. È pancarré sminuzzato. Ah, pancarré. Che dà un effetto totalmente più buono nella frittura. E ok, ora facciamo. Qui sta andando. Mi dai la pinza, me la dai la pinza. A te. Ok. Questo Allora, lo metto qui. quindi pancarré sminuzzato, quella è quella salsina giapponese che abbiamo fatto con Non è l'uovo. più giapponese. Ah, Cos'è? la panatura, sì. La panatura abbiamo fatto. Uovo, le spezie che sono cumino, vedi guarda che bella densa, guarda. Eh sì. Una e due. Una e due. Vuoi ancora? Sì, ancora. Così, un po' di sale ce lo metti? E questa è niente che di meno, pensate, una ricetta giapponese. Esattamente. Che si chiama? Lo vuoi dire come si chiama? Non dici come si chiama? Cotolette tsubushi. No, si chiama qualcosa del genere. Tonkatsu su katsudon. Ragazzi, io non ci posso fare niente, non mi prendo la responsabilità. E perché? Dai. Esatto, non lo so pronunciare. E sono pronte
le nostre. Bella questa Cazzo frittura, d'uovo tutto un cazzo. Ma non c'è bisogno che ti arrabbi, Ma sai dai. questa, non mi arrabbio. Non c'è bisogno. Questo lo togliamo Allora, e allora e andiamo a nobiltare. Proprio nobiltare. nobilitiamolo perché ci vuole, il dai. piatto. Allora, usciamo il pesce spada. Sì. Puliamo un attimino E assaggiamo. e assaggiamo. Aspetta che usciamo il pesce Dai. spada. Non è fritto. Non è fritto, Oggi vi stiamo sì. facendo vedere come si può cucinare anche dietetico quasi. Vedi? Puliamo e siamo da voi. Cominciamo dalla carne, va bene? O dal pesce? Dove vuoi cominciare? No, cominciamo dalla carne, Dalla dai. carne, va bene. Ci leviamo il pensiero. E allora aspetta. Prendiamo un piatto e nobilitiamo questo. La pinza non c'è, non c'è la pinza, non c'è. Questo qui, così me lo sposti questo. Che devo fare? Questo Sposta, lo tolgo? sposta. Va bene. E andiamo a nobilitare un cucchiaio, dai, un cucchiaio. Una certa eleganza, Un cucchiaio. Questi piatti giapponesi. Però ricordati che l'accompagnamento è siciliano. Don't forget, please. Questo lo spostiamo così. Mi dai i pomodorini? Mi dai i pomodorini. Mi dai i pomodorini. Bene, quindi dal Giappone alla Sicilia, Questo lo possiamo spostare, se me lo sposti, grazie. E voilà. E voilà, E questo è il piatto per l'assaggio. è meraviglioso. Prego. Prego, assaggi. Senti, da dove inizio? Faccio un pezzo e un po'? Certo, dovresti sentire. Prima, senti, questo è È buono. il katsudon. Dai, smettila. E smetti, si chiama così. Senti che buona la panatura. Facciamo sentire un rumore. Senti. Sono sentito. È croccantissimo. Bene. E poi guarda questo tocco di sicilianità. Con riso basmati, che di solito è mortizzo, messo là così, Vero, bello triste, malato. Così invece. Invece non so così è più perché. vivo. Ah? Abbiamo finito? Andiamo avanti? No, mettilo là. In esposizione, così. Perfetto, mi avvicini il purè? Prendo. Non demorde, proprio non demorde. È buono, eh? No, buono, sì, va bene. Non demorde. E allora, mi dai 2 cucchiai? Ecco qua. Scusa, lo spostiamo? È normale. Hai fatto tu questo? Purè? No, sei venuta tu, non ti ricordi che sei venuta l'hai fatto? Ah, vero? Tu sei dimenticata? Ecco qua. E ora ti direi di procedere. Io non devo assaggiare, giusto? Io non devo Eviterei. Eviterei. Anche questa, Senti che bella panatura. Dopo si va a cercare pure il cuore, non è che l'assaggio ci sbrighiamo, si cerca il cuore, capito? Ma magari lo accompagnerei con un po' di purè. Hai visto? Pure. Hai visto? Sembra fatto al forno, Oh, non l'ho mai assaggiato il purè così, eh? ma sembra fatto al forno? No. No. È pure fatto al forno, non è una frittura. Sembra Ci vediamo alla fritto. prossima. Arrivederci. Ma sai cosa volevo provare? Cosa? Il No. pesce spada con riso basmati e pomodorini. Certo. Sai cosa volevo provare? Guarda un po'. Originale questa. Buono, Grazie. lo dovresti fare. Sì.
2 fette di pesce spada da 200 grammi. Per la pastella 100 g di farina, 20 g di olio extravergine di oliva, 2 uova. Prezzemolo quanto basta. Per la purea di patate 1 kg di patate, 250 g di latte, 50 g di burro, sale e pepe quanto basta, a piacere noce moscata, 4 fette di arista di maiale, 200 g di riso basmati, un barattolo di pomodorini semidry. Per la pastella 2 uova, un cucchiaio di farina 00, sale quanto basta, mix di spezie curcuma, cumino e zenzero,